I familiari degli ospiti della casa di riposo Sant'Antonio di Fonzaso da stamattina hanno iniziato a ricevere la comunicazione della direzione che ha deciso in via precauzionale di sospendere le visite dopo un caso di positività riscontrato in un operatore che presta servizio nella struttura. Ho piena fiducia sulla gestione, come è stata gestita l'anno scorso con la prima e con la seconda ondata. Hanno avuto pochissimi casi, li hanno gestiti egregiamente. Io ho già avuto contatti con la direttrice e mi ha rassicurato sul fatto che già stanno controllando tutti, personale, ospiti, tutto quanto, è già partita l'indagine. L'ingresso alla struttura al momento è consentito solo ai familiari di pazienti che versano in gravi condizioni di salute. In terra fonzasina il contagio, silente nelle ultime settimane, si è ripresentato. Stiamo uscendo da un periodo che eravamo covid free da una ventina di giorni, e poi ci sono stati 3-4 contatti, anche 2 nuclei familiari praticamente, e di un paio di persone, non una cosa eclatante. Sicuramente l'attenzione deve essere sempre altissima, perché vediamo che appena l'attenzione si abbassa partono i contagi. Migliora frattanto la situazione nella casa di riposo di Lamon, dove sono ancora positivi i tamponi di controllo eseguiti su 6 ospiti, mentre fra il personale l'allerta è rientrata con la negativizzazione dei 4 operatori in servizio nella struttura. Difficile la situazione nelle scuole, una trentina attualmente le classi in quarantena. Nelle prossime ore attesa l'ordinanza di chiusura della scuola primaria e secondaria di Santo Stefano di Cadore, mentre è stata prorogata al 16 novembre la chiusura del plesso di San Pietro di Cadore Presenaio per l'accertamento di ulteriori positività.